È stato arrestato su ordine del Tribunale di Agrigento il boss Antonino Abbate, 32 anni di Montevago, condannato ieri in primo grado a 16 anni per associazione mafiosa. È un fedelissimo del capomafia Pietro Campo, che si faceva accompagnare da lui a importanti summiti di mafia con altro pezzo da 90 del clan agrigentini, Leo Sutera, padrino di Sambuca di Sicilia. Davanti ad Abbate il capomafia Pietro Campo parlava dei suoi incontri con il super latitante Matteo Messina Denaro. Il tribunale, oltre a lui, ha condannato a pene pesantissime, oltre un secolo di carcere, anche i coimputati, mafiosi delle famiglie della provincia agrigentina, finiti in carcere nel 2016 nell'ambito dell'operazione Icaro. Sono 10 le condanne, una sola l'assoluzione e un non doversi a procedere nei confronti di Ciro Tornatore, anziano boss di Cianciana, deceduto lo scorso anno. A 16 anni sono stati condannati anche Vincenzo Marrella, Francesco Tortorici e Antonino Grimaldi, a 20 Stefano Marrella e Vincenzo Marrella, omonimo dell'altro coimputato 65 anni, a 4 anni Carmelo Bruno e Roberto Carobene, a 5 anni e 6 mesi Gaspare Secolo Novo e a 10 mesi Vito Campisi, accusati a vario titolo di mafia, traffico di droga e furto aggravato nell'avere favorito Cosa Nostra. L'unico assolto è Pasquale Schembri, 54 anni di Montallegro, accusato di associazione mafiosa. Il processo Icaro, scattato nel blitz del 2015 ad opera della squadra mobile di Agrigento diretta da Giovanni Minardi e dei colleghi della mobile di Palermo, ha coinvolto 34 persone, di cui 22 già giudicate con il rito abbreviato. Fra loro spiccano le condanne agli esponenti di spessore come Pietro Campo, Nino Iacono e Francesco Messina. L'indagine accertò i legami tra il clan agrigentino e quelli trapanesi e palermitani e ricostruì la mappa del pizzo imposto alle imprese. In particolare Cosa Nostra avrebbe tentato di condizionare una serie di importanti opere, tra cui il rigassificatore di Porto Empedocle. Il racket non avrebbe risparmiato neppure le attività di ristrutturazione di alloggi popolari.